Erano persone molto chiuse, molto riservate, stavano molto solo loro, ecco, queste persone che che stanno sempre in solitudine, che poi magari può succedere che si sfocia in queste cose qua, perché c'erano un po' di problemi probabilmente. Chiaramente rimani sbigottito e rimani, perché sono cose non da poco. Però in qualche modo pensando a quello che era il contesto familiare, questo isolamento, questo qui, sono le classiche situazioni che poi possano sfociare in queste cose qui. A parlare sono i vicini di casa milanesi della famiglia Marzaro all'indomani della tragedia avvenuta ad Asiago, dove la figlia 43enne della coppia avrebbe avvelenato i genitori con una dose massiccia di psicofarmaci per poi togliersi la vita. Da maggio dello scorso anno la famiglia non viveva più in questa casa che vedete alle mie spalle qui in Via Dante. Avevano deciso di vendere e di trasferirsi definitivamente ad Asiago. Sono in molti a Milano a descrivere i tre come un nucleo indissolubile. Italo, Ubaldina e Silvia, sempre insieme, quasi isolati dal resto del mondo, come racconta la vicina che da 30 anni vive al piano inferiore. La figlia io l'ho vista crescere perché siamo venuti qua che aveva 12 anni, qualcosa del genere, sicché l'ho sempre vista in casa. Una famiglia riservata, sì, isolata, ma che aveva avuto qualche problemino di rapporti col vicinato. Quando siamo stati in affitto, perché noi siamo stati prima 4 anni in affitto, eravamo tanto bravi, tanto buoni, facevamo tutto in ordine, tutto a posto, gli piaceva insomma la nostra convivenza. Una volta comprata la casa invece hanno cominciato a trovare tutti i cavilli di questo mondo e abbiamo avuto diverse questioni. Anche con gli avvocati abbiamo fatto delle denunce, loro hanno fatto le sue, insomma ci sono stati diversi e quindi ultimamente non avevamo più rapporti. Negli anni, continua, ci sono stati più episodi che facevano emergere un disagio. Insomma che c'erano dei problemi, secondo me c'erano, ecco, problemi psicologici sicuramente. Era stata anche addirittura, ai primi tempi avevamo avuto questi problemi all'ospedale, insomma all'USL, per segnalare perché ci avevano fatto delle minacce, delle cose un po' brutte. Poi dopo è andato tutto a finire col discorso degli avvocati. Avevo parlato anche con il fratello quando aveva la macelleria, avevo un po' detto che c'erano dei problemi, diciamo. Però poi non posso mica intervenire io sulle cose. Ora si attende l'esito dell'autopsia per chiarire la dinamica esatta dell'accaduto. Poi sarà decisa la data dei funerali che si svolgeranno con tutta probabilità a Mirano.